comincia ad arrivare qualcuno. Ciao a tutti, intravedo già Teresa. Ciao Teresa, ci serve sempre sul vivo mangiando. Mi metto già all'opera mentre aspetto che arrivi qualcun altro. Ed eccomi, buona serata da Daniele e Valentina. Abbiamo finito di cenare, abbiamo pensato di preparare qualcosa da gustare magari nei prossimi giorni, ma anche da offrire ai nostri amici. Magari non tutti lo gradiscono, non lo so, però è sempre buono ed è un dolce anche della tradizione siciliana, lo troviamo in tante fiere, ma si può preparare anche facilmente a casa. Eh sì, è un dolce proprio tipico del Natale, che i bambini mangiano molto volentieri, anche perché hanno i dentini buoni. Forse gli anziani fanno un po' più di fatica, però è un dolce che piace sempre. Allora, stiamo preparando quindi il croccante siciliano, in questo caso utilizzando la frutta mista. Esatto. Solitamente forse il più famoso è quel croccante di mandorle, però noi volevamo consumare un po' di frutta secca mista. Solitamente a casa non manca mai, abbiamo delle nocciole, le mandorle, quindi dei grilli di noce e del pistacchio, quindi 4 tipi di frutta secca, 50 grammi per ogni tipo. Gli ingredienti per fare il croccante sono veramente pochi, quindi oltre alla frutta secca, lo zucchero che adesso vado a pesare, del miele, del succo di limone e pochissima acqua, quindi davvero pochi ingredienti per un dolce che però è, dai, diciamocelo, è bello gustare durante il pomeriggio, da sgranocchiare anche la sera davanti alla TV. Noi abbiamo preparato anche un altro dolce della tradizione siciliana che tra poco vi mostreremo, perché l'abbiamo preparato in precedenza, anche perché va conservato in frigo per almeno una notte, e lo abbiamo preparato utilizzando dei mandarini. Non so se avete visto anche il nostro video nei giorni scorsi, abbiamo preparato il gelo di mandarino, lo possiamo preparare anche con altri agrumi. Intanto continuiamo a pesare gli ingredienti che ci servono per questa nuova ricetta. Voi fateci sapere se ci sentite, se l'audio si sente, e anche scriveteci nei commenti da dove ci state seguendo in questo momento. Allora, di zucchero ce ne serviranno 150 grammi. Eccoli qui, quindi gli ingredienti dovrebbero essere tutti pronti, quindi li rivediamo insieme. Intanto prendo... Ecco, Nadia ci scrive video troppo lento, ecco, stiamo preparando dal vivo, quindi adesso velocizziamo un po', nel frattempo aspettiamo anche che qualche amico si colleghi. Adriano ci scrive un dolce molto amato, guarderà con attenzione il video, ecco. Non faccio altro che mettere tutta la frutta secca insieme. Sto portando il forno a temperatura perché andrà tostata davvero per pochi minuti. L'ho impostato in modalità statica a 190 gradi e la lascerò per circa 7 minutini. Intanto che il forno arriva a temperatura, noi vi mostriamo qualcos'altro. Eccolo qua, chi lo riconosce? Eccolo, ve l'avevo anticipato poco fa, è il gelo di mandarino. Come vedete lo abbiamo messo nel forno
nel forno, scusate, nel frigorifero, il forno invece tra poco metteremo la frutta secca ed è tardi, cioè dai. E allora, Valentina, non resta altro adesso che aprirlo, vedere un po' se la consistenza è quella giusta, perché come dicevamo quando l'abbiamo preparato bisogna stare attenti nell'ultima fase di preparazione, perché c'è il rischio anche di non indovinare la consistenza. No, non c'è questo rischio, però magari non viene via facilmente dallo stampo. Questo è il gelo di mandarino, quindi un dolce della tradizione siciliana che le nostre nonne preparavano spesso, soprattutto nel periodo invernale, quando cominciano a maturare i primi mandarini, e questi mandarini che abbiamo utilizzato sono i primi della stagione. Vediamo. Allora, ecco, intanto, quindi è stato in frigo tutta la notte, quindi si è ben rassodato. Vado a staccare per sicurezza i bordi, vedete che viene via dai bordi facilmente, anche perché lo stampo, prima di versare il gelo ancora caldo, va sciacquato con acqua, quindi essendo bagnato evita poi che si attacchi. Penso che ci siamo. È sempre un momento che mi fa trattenere il fiato questo. Vediamo di farlo scendere bene, perché se non prende aria molte volte deve prendere un po' di aria per staccarsi. Credo di esserci riuscita, però è storto, mi sa. Ok, lo sposto e voilà. Ed eccolo il nostro gelo di mandarino. Che bello, visto? Ce l'abbiamo Guardate fatta. che colori. Ce l'abbiamo fatta, guardate che bello. Si può ulteriormente impreziosire con dei pistacchi sopra, ad esempio, oppure altra frutta secca. Io lo adoro così, molto semplice. Adesso lo andiamo anche a tagliare per farvi vedere com'è dentro. Non so se il forno è arrivato a temperatura, così nel frattempo... No, perché è acceso tardi. Allora, tra poco vi ricorderemo anche gli ingredienti che abbiamo utilizzato per preparare il gelo, quindi in questa diretta vi parleremo di 2 dolci tipici della tradizione siciliana. Vediamo se ti ricordi, perché c'eri anche tu quando l'ho fatto. Quindi... Allora, so che erano 3 ingredienti, quindi bravo. 1 litro di succo di mandarini filtrato, poi abbiamo utilizzato 100 grammi di zucchero e 90, se non sbaglio, di amido. Bravissimo, la prossima volta poi parlo da solo. In ogni caso, se andate indietro, quindi scorrete la pagina social, potete trovare il video della preparazione di questo dolce. Sì, è molto e poi semplice. C'è anche la ricetta. Abbiamo spremuto i mandarini ottenendo 1 litro di succo che abbiamo filtrato per togliere le impurità e i semini, poi in una pentola abbiamo messo 90 grammi di amido e lo abbiamo sciolto con un po' di succo, così freddo. Tolti tutti i grumi e quindi formatasi una cremina, abbiamo aggiunto anche 100 grammi di zucchero e poi tutto il restante succo. Abbiamo portato questo liquido a bollore sul fuoco con fiamma media e ci sono voluti circa 10 minutini per arrivare alla comparsa delle prime bolle. Mescolando di continuo si giunge quindi a gelidificare questo liquido, che cambia anche colore diventando molto più intenso, e alla fine, dopo le prime bolle, si può spegnere ed ecco il gelo, dopo una notte di riposo chiaramente. Tanto mettiamo la frutta secca qui. Mettiamo la frutta nel forno. Il forno è arrivato a temperatura, quindi facciamo tostare qualche minuto la nostra frutta e andiamo a tagliare il gelo che gusteremo tra poco. Io adesso non ho trovato nemmeno una palettina, quindi è un dolce molto morbido, setoso davvero, si gusta fresco ma piace anche in inverno. Scriveteci anche quali sono i dolci che amate consumare per il periodo delle festività. Ormai mancano pochissimi giorni a Natale, ci sono tanti dolci che vengono preparati in questo periodo, quindi scriveteci anche qual è il vostro dolce
preferito delle festività natalizie. Allora aspettiamo che Valentina torni, così gustiamo il gelo, nel frattempo la frutta secca in forno. Ok, non trovavo la palettina, ma eccola qui. Vediamo di riuscire a prendere questa bella fetta. Intanto avvicinati, guarda che bello, compatto e bellissimo. Forse in video sembra più fosforescente, com'è? È un bell'arancio, lo mettiamo qui. È un misto tra una gelatina e un budino. Molto molto profumata, ovviamente, perché i mandarini sono profumatissimi. Vincenza ci scrive pantofole. Le pantofole sono un dolce che noi abbiamo gustato in particolare con gli amici dell'associazione Vivo in Sicilia di Bella Sicilia Onda TV in un comune del circuito. Ecco, un dolce che ha un nome curioso, pantofole, ma vi assicuro non si indossano ma si mangiano. Adesso non ricordo qual era il comune, forse... Lo assaggiamo? Aspetta, assaggiamo. Vedi com'è? Morbido. Un'esplosione di sapori in bocca, buonissimo. Sembra di mangiare proprio i mandarini, d'altronde è tutto succo, quindi questo dolce può sostituire benissimo la frutta a fine cena. Ricordiamo che lo possiamo preparare con ogni tipo di agrume, ma anche con un mix di agrumi. E poi, perché no? Noi abbiamo fatto la prova anche con il limone. Anna ci scrive che le piacciono i mostaccioli. Ok. Ecco, Vincenza ci dice il dolce è tipico di Lercara Fridi, ecco, esatto. proprio vedere comune che abbiamo visitato, comune che fa parte del circuito Bella Sicilia, quindi salutiamo l'amministrazione comunale che ha aderito al circuito, salutiamo anche Michele, il coordinatore, Michele Sgro, coordinatore del circuito turistico regionale Bella Sicilia. Allora ci siamo quasi perché la frutta secca è quasi pronta, tostata. Intanto cosa ci serve? Intanto ci serve un tegame dal fondo spesso, altrimenti rischiamo di bruciare lo zucchero invece di scioglierlo. Quindi un bel tegame. Intanto io vado a prendere la frutta. Consiglio di non tostare la frutta secca troppo tempo prima, perché durante la tostatura sprigiona tutti i suoi profumi che poi andrebbero via. Ovviamente non deve scurirsi, deve solo un attimino tostarsi, ma leggermente. Ecco, è davvero molto molto profumata, anche un po' troppo calda. Adesso, cercando di non scottarmi le mani, provo a sminuzzarla un po' con il coltello, ma grossolanamente, giusto qualche taglietto. Potete scegliere la frutta secca che preferite, anzi la prossima volta proverò anche ad aggiungere dei mirtilli essiccati, quindi un po' di frutti rossi secchi che possono dare anche un bel colore finale al croccante. Potete realizzarlo solo con le noci o solo con le mandorle, insomma con la frutta secca che preferite, specialmente se avete frutta dei vostri alberi, ad esempio le noci, ecco, noi ne abbiamo in grandi quantità, quindi mi piace consumarle così. Grazie Vincenza, scrive, siete bravi, ci fa piacere soprattutto avere la vostra compagnia quando prepariamo qualcosa di sfizioso in cucina. In questo caso può sembrare un dolce complicato, ma invece non lo è, perché tra poco vedrete la preparazione. No, ma poi adesso sarà anche veloce, in pochi minuti finiremo e noi abbiamo già il risultato finale pronto, quindi vi mostreremo quello che abbiamo preparato
in questi giorni. Anche l'uvetta è buona, ci scrivono. Sì, esatto, te l'avevo detto oggi, vero? Che Sì, pensavo sì. di mettere la prossima volta appunto mirtilli rossi e uvetta, proprio così. Poi anche l'uvetta lo rende ancora più siciliano, no? Ma intanto raccontateci cosa stavate facendo. Noi facciamo la nostra apparizione sempre in orari un po', insomma, improbabili. Però dopo cena delle volte ci rilassiamo davvero così, preparando magari un dolce per il giorno dopo. A noi stare in cucina rilassa molto. Tu Daniele sei di poche parole stasera? Strano. Raccontiamo che abbiamo preparato anche un ottimo primo piatto Certo. che i nostri amici avranno la possibilità di vedere nei prossimi giorni. Niente di nuovo, un piatto che è davvero un classico della cucina italiana, che si fa spesso nelle feste, e sono i cannelloni con ripieno di spinaci e ricotta, conditi con un po' di sugo. Ok, direi che ci siamo, tanto la lasciamo così grossolana. Salutiamo anche Cira che si è collegata, ci scrive bravi ragazzi. E nel frattempo fateci sapere se avete già qualche idea per il pranzo di Natale. Questo può essere un ottimo dolce magari da servire poi nel pomeriggio. Ma semplicemente se abbiamo ad esempio degli amici o dei vicini o dei parenti che vengono a farci visita, può essere, sai, al posto del biscottino, può essere quell'assaggio insieme ad un liquore, davvero bello da offrire, no? Da portare a tavola. Oppure si può confezionare in piccoli sacchettini trasparenti per alimenti con un bel nastro colorato e diventano un'idea regalo, un pensierino fatto in casa è sempre gradito. Ci siamo, la nostra frutta è pronta, quindi ci spostiamo adesso ai fornelli. Non bisogna tagliarla molto in pezzi molto piccolini, ma va bene così. Andiamo? Andiamo nei fornelli e abbiamo l'ultima parte di questa preparazione. Molto veloce, allora accendo la fiamma, Velocissimo, accendiamo. fiamma media, Salutiamo Paola e salutiamo anche Irene. faccio scaldare solo un secondo, mettiamo subito lo zucchero. Metto anche 2 cucchiai di acqua. E poi 2 cucchiai di miele. Vediamo se riusciamo, perché fa freddo e quindi non è esattamente liquido. Questo è un millefiori. Eccoci qua. Adesso non dobbiamo fare altro che attendere che lo zucchero si sciolga insieme al miele fino a caramellarsi un po'. In pochi minuti finiremo la ricetta. Ci scrivono cosa stiamo preparando, lo ricordiamo, stiamo preparando il croccante siciliano con la frutta secca mista. Ma tu sei sicuro che sia siciliano? Io in Sicilia lo trovo sempre, quindi... E poi qualcuno lo chiama anche torrone, se non sbaglio è la Sì, stessa cosa. anche se per me il torrone però è un altro tipo di preparazione.
Allora, magari se c'è qualcuno Magari c'è un amico pasticcere che ci sta ci ascoltando. può indicare se c'è la differenza tra torrone e croccante oppure... Allora, alcune ricette non prevedono l'aggiunta di miele e quindi bisogna attendere in quel caso un po' prima che lo zucchero diventi un po' ambrato, no? In questo caso invece prende subito colore perché c'è il miele, chiaramente. Noi però dobbiamo comunque avere la pazienza di mescolare 5 minutini. Hai preso il tempo? No, sì, ok, dai, sono 29. 4-5 minuti, insomma, aspettiamo che si sciolga bene lo zucchero e che cominci anche a sobbollire. Adesso l'unica cosa che va insieme a questi ingredienti è qualche goccio di limone, ma proprio giusto qualche goccina di succo, che lo aggiungo tra poco. L'unica cosa importante di questa fase è che non si bruci lo zucchero, quindi non dobbiamo esagerare e prolungare la cottura o mettere una fiamma troppo alta. Se lo zucchero dovesse bruciarsi ci restituirebbe poi un sapore amaro, un po' amaro, quindi vogliamo solo che si caramellizzi un po'. Allora Paola ci scrive, si possono avere le dosi? Sì, certo. Ho usato 4 tipi di frutta secca, 50 grammi per ogni tipo, quindi 50 grammi di nocciole, 50 grammi di pistacchi, 50 grammi di noci e 50 grammi di mandorle. Per queste dosi adesso sto sciogliendo 150 grammi di zucchero con 2 cucchiai di miele e 2 cucchiai di acqua. Adesso vado ad aggiungere anche qualche goccia di succo di limone. Oh, c'è andato un semino che adesso devo togliere. Ok. Vediamo se riesco a togliere. Intanto Anna ti fa i complimenti, dice che la cucina brilla. Ah, grazie. Beh, è anche nuova, quindi E abbiamo anche un'altra Anna È più che si facile. è collegata proprio in questo momento da Budapest. Ah, bene. Ciao Anna. Facci sapere qual è il dolce tipico delle festività natalizie a Budapest. Era tra i nostri desideri andare al più presto a Budapest. Vogliamo andare? Sì, Sarà una delle prossime piacerebbe mete, uno dei molto. prossimi viaggi. Appena terminerà questo momento un po' difficile che naturalmente Mm. non ci aiuta nell'andare Allora, alla scoperta. guardate la schiuma e le bollicine. Adesso lascio andare così per 3 minutini. Anche perché voglio che lo zucchero sia ancora un po' più ambrato. Ecco. Ci siamo quasi però. Devo dire sono molto soddisfatta del risultato quando faccio questa ricetta, però sicuramente ci sono anche procedimenti diversi, quindi se voi procedete in maniera diversa, qualsiasi consiglio è ben accetto. Ripetiamo sempre che non siamo dei professionisti, noi stiamo in cucina per diletto, ci piace E mostrare... per condividere questi momenti Esatto. con voi. Antonella ci saluta da Trecate, Mm, non so in quale provincia si trova. non saprei. Marcella ci saluta anche in questo momento. Allora, ricordiamo, stiamo preparando il croccante. C'è il miele che già emana davvero un profumo buono, dolcissimo. Fai vedere la frutta secca, Daniele, Facciamo vedere la frutta secca. Tra poco la aggiungiamo qui in pentola. Che poi è bello anche mettere questo dolce nei cestini che si preparano per Natale, i cestini pieni di tutta la roba dolce, anche di fichi secchi o di, come si chiamano, quella frutta, come si chiama? Adesso non ricordo. Comunque,
in lingua siciliana si dice canniscio, il canniscio delle cose buone, natalizio, pieno di prodotti. Antonella ci ha scritto che la provincia è Novara, ma poi abbiamo anche qualcuno che ci saluta dall'Aquila e Rocca invece ci augura buon Natale dall'Australia. Allora, si è scurito un po', hai visto? Giorgio ci sta seguendo da Campobasso, abbiamo tanti amici quindi ci stanno facendo compagnia, li ringraziamo per essere con noi anche in questo orario che magari non è forse Vabbè, orario. di giorno si lavora e la sera ci si rilassa un po' anche insieme. Allora, sono trascorsi 5 minuti, visto? Sono stata di parola. 5 minuti, ancora 30 secondi e aggiungo la frutta secca. E poi da lì è davvero un attimo per finire. Ciao Irene che ci saluta da Lecce. Nel frattempo qualcuno doveva aiutarmi. E poi abbiamo Isabella che ci saluta proprio qui di fronte a noi, perché da Lipari, Isole Olie. Mi fai prendere l'olio? Qualcuno ci chiedeva da dove siamo, noi siamo appunto in Sicilia, siamo nel Messinese, quindi abbiamo deciso di preparare questo dolce della tradizione siciliana. Abbiamo anche qualcuno che ci segue da Napoli, bellissima città, e poi da Frigento Avellino, ciao Nicoletta, e Silvana da Milano. Allora, guarda Daniele, facciamo vedere un attimo che mentre qui finiamo zucchero, di preparare lo zucchero, qui vado ho messo in questa ciotolina poco olio di semi e vado a spennellare la carta forno su cui andrò poi a versare il croccante, giusto un po', così poi sarà facile toglierlo dalla carta forno. Intanto qui ci siamo davvero, perché non so se si capisce dal video, ma lo zucchero adesso ha un bel colore ambrato, quindi anche il profumo è diventato molto più intenso, si è caramellato. Possiamo aggiungere tutta la nostra frutta secca, tutta insieme. Ecco qua. E adesso una bella mescolata per uniformare tutto e zuccherare tutta la nostra frutta. Che profumino! Adesso è normale un po' che la frutta si appiccichi l'una con l'altra, è normalissimo, non fa niente. Cerchiamo comunque di dare una bella mescolata. Ultimi passaggi, quindi tra pochi minuti questo dolce sarà pronto, anche se poi per consumarlo bisognerà aspettare magari un paio di ore. Ma noi abbiamo anche il croccante pronto perché l'abbiamo fatto nel pomeriggio. Tanto andrà a ruba, appena arrivano i bambini, i miei nipoti, andrà a ruba. Abbiamo Virginia che ci saluta da Siracusa, ma poi altri amici, Lucia da Napoli. È la prima diretta che seguo e trovo interessante questo dolce con la frutta secca. Ecco Lucia. Grazie Lucia, ma l'avrai già visto tante volte, immagino. Poi abbiamo avuto anche altri saluti dalla Sardegna, Francesca, Rosa sempre dalla Sardegna, Massimo da Roma, e poi abbiamo qualcuno che ci aveva scritto anche dal Belgio. Finalmente riesci a leggere i messaggi stasera. Poi da Pachino,
la patria del pomodoro di Pechino. Mhm. Chiara scrive: se invece dello zucchero sciogliessimo del cioccolato bianco, si può utilizzare un procedimento analogo? Sì e no. Bisogna provare. Facciamo la prova. Allora, Andiamo. insieme allo zucchero nessuno comunque ti vieta di mettere scaglie abbastanza anche grosse di cioccolata, anzi il croccante diventa molto molto più interessante, cioccolato fondente o cioccolata bianca. Quello che dici tu, quindi frutta secca e cioccolata, sì, si può fare, il risultato non è esattamente proprio il classico torrone, è un altro tipo di torrone altrettanto buono. Questi giorni magari ci proviamo, così cerchiamo di capire anche le dosi esatte per proporlo a tutti voi. Io intanto spengo. Rosaria ci sta salutando da Rosoluni, non so dove si trova, però Allora, qui abbiamo una pirofila che ti ricordi quanto misurava? 20 per... insomma non è grandissima. Poi diamo le misure esatte. Lo verso subito perché chiaramente non appena comincia a raffreddare diventa difficile da gestire, quindi adesso bisogna fare in fretta. e adesso bisognerà creare la forma del croccante. Andiamo semplicemente adesso a livellare e distribuirlo. Ecco perché è importante non usare una pirofila o una teglia troppo grande. È anche vero che comunque non c'è necessariamente bisogno di pirofila, si può versare su un foglio di carta forno semplicemente e cercare di dargli una forma. In questo caso un bel rettangolo. Ecco, quindi schiaccio bene per livellare semplicemente. Nel frattempo lui adesso comincia a solidificarsi quasi subito. Il tempo che si raffreddi un po'. Ecco qua, dai, ci siamo perché non è necessario essere super precisi. Adesso mi libero. Ecco qua, puliamo tutto e non sprechiamo niente. Allora, Cinzia ci scrive, si è collegata adesso, cosa fate? Stiamo facendo il croccante siciliano con la frutta secca mista e la ricetta, rispondiamo così anche a Maria, la troverete naturalmente nei prossimi giorni sul sito vivomangiando.it e poi troverete anche il video con la preparazione, ma potete anche rivedere questa diretta dall'inizio. Naturalmente vi invitiamo anche, se vi è piaciuto questo dolce, se vi è piaciuto questo video, di condividerlo per aiutarci a far conoscere i dolci Eccolo qua. della tradizione a un pubblico ancora più vasto, ai vostri amici. Cosa fare adesso? Attendere qualche minuto perché adesso è davvero molto caldo, tant'è vero che anche la pirofila è molto calda, anzi mettiamo questo di sotto. Aspettiamo qualche minuto, ma non che si raffreddi del tutto, perché tra qualche minuto vado a tirare via il croccante dalla pirofila, lo metto su un tagliere o comunque su un piano sul quale posso tagliarlo e con questo coltello a lama liscia diamo un bel colpo, dei colpetti secchi per tagliarlo della forma che desideriamo, quindi piccoli o grandi rettangoli, quadrati, rombi, insomma la classica forma del croccante. Possiamo realizzare pezzetti più grandi o più piccoli, come vogliamo noi. Quindi prima di tagliarlo cerchiamo di appunto non farlo raffreddare del tutto, altrimenti diventa sempre più difficile tagliarlo con precisione. Deve essere ancora poco tiepido. Quindi rispondiamo ad Anna, lo stiamo facendo raffreddare, come vedi, in una pirofila. Abbiamo messo della carta forno, un po' di olio. Sì, ho oliato la carta forno perché adesso quando vado ad estrarre la carta lui si staccherà facilmente senza essere appiccicoso. Quindi lo lasciamo raffreddare un po', il tempo giusto per farlo solidificare e poi lo andremo a tagliare. Ma intanto noi abbiamo anche il croccante che abbiamo preparato nel pomeriggio, quindi vi mostriamo il prodotto finale. Eccolo qua.
Ecco come si presenta una volta freddo e tagliato. Ho realizzato questi rettangoli, eccolo, non so se in video rende bene, dal vivo è davvero molto bello perché si presenta lucido, bello, compatto, ricco, si vede il verde dei pistacchi, si riconoscono tutti i pezzetti di frutta ed è veramente bello, anche molto profumato, devo dire. Ci hanno scritto la frutta deve essere fresca? No, stiamo parlando quindi di frutta secca che poi va anche tostata per qualche minuto senza fargli cambiare colore, quindi non deve tostare tantissimo, ma qualche minuto anche per diventare molto più profumata e un po' più croccante. E allora, noi non resta altro che chiudere questa diretta e facciamo rivedere il gelo, dai, mettiamo insieme anche il gelo che dà un po' di colore e salutiamo anche Cinzia che ci scrive, seguo spesso le vostre ricette. Ah, grazie Cinzia. Eccolo qua il gelo. Forse i nostri dolci preferiti per il Natale, che dici? Ci scrivono, ma non resta appiccicoso? E in effetti un po' sì. Sì, giusto un po', ma c'è lo non è un zucchero. problema. Dipende poi da quello che ne vogliamo fare. Se vogliamo offrire degli assaggini agli ospiti lo possiamo ulteriormente tagliare, io direi, proprio in piccole porzioni. Resta appiccicoso giusto un po'. D'altronde devi pensare che una volta freddo ovviamente si asciuga, si solidifica, quindi... Valentina, non resta altro quindi che salutare i nostri amici, ricordare che presto troveranno la ricetta del croccante che abbiamo appena visto con la frutta secca, possono anche prepararlo con altre tipologie di frutta, ma anche con un solo tipo di frutta secca, ad esempio con le mandorle oppure o le nocciole. Possono aggiungere frutta secca come mirtilli, ecco, frutti rossi secchi ad esempio come mirtilli, possono aggiungere scaglie di cioccolato, ne tagliamo un pezzo. Ecco, tagliamo un pezzo così facciamo sentire anche... Allora, bisogna stare attenti ai dentini, anche se grazie all'aggiunta del miele ad esempio non viene proprio duro come altri tipi di croccante. Ecco qua. Buono. Io l'ho gustato anche tutto al pistacchio, Piccoli col torroncini. pistacchio di Bronte, pistacchio siciliano. Allora Valentina, sono quasi le 11, andiamo, Salutiamo, ci congediamo, adesso ci congediamo. c'è da pulire un po'. Allora questo è il gelo, questo è il croccante, la ricetta del gelo la trovate già in pagina e anche sul sito, prossimamente tra qualche giorno anche la ricetta del croccante, ma intanto se volete prepararlo magari già domani potete rivedere il video della diretta. Ci salutiamo e vi diamo appuntamento quindi alla prossima diretta, non so se prima Natale o dopo, forse dopo Natale, quindi vi auguriamo intanto vi auguriamo buone feste. Buone feste e buon Natale. E grazie come sempre per averci tenuto compagnia. Ciao ciao, buonanotte. Buonanotte.